Allora, siamo con Francesca Zara al termine della partita. Oggi la Vercofin Interlocks è uscita sconfitta dal match contro Ragusa, qualcosa in attacco probabilmente nella prima metà di gara non ha funzionato, ci siamo trovati sotto e poi inseguire non è stato più possibile, o comunque è diventata un'impresa improba. Sì, innanzitutto complimenti a Ragusa, vittoria meritatissima, ha condotto tutta la gara e sicuramente ha espresso un basket migliore del nostro, ha giocatrici di livello, quindi una sconfitta ci sta. Mi è dispiaciuto vedere un atteggiamento, la prima volta che lo dico, insomma, che con la prima partita in casa, con il nostro rientro qui, no, tanto atteso, avrei voluto vedere un atteggiamento diverso, però ripeto, i complimenti sicuramente a Ragusa. Abbiamo avuto difficoltà in attacco, sì, contro i loro cambi, non siamo stati in grado di attaccarli, di punirli. C'è un dato dei rimbalzi offensivi, 15 rimbalzi offensivi e 15 punti da secondi tiri, che sicuramente insomma va preso in considerazione, sul quale bisogna lavorare moltissimo. Dobbiamo tornare secondo me a lottare come abbiamo fatto finora e come abbiamo dimostrato finora, nonostante le difficoltà che sappiamo, e lavorare nelle collaborazioni offensive. Sicuramente siamo stati penalizzati da qualche infortunio, qualche acciacco, non ho più avuto a disposizione a un certo punto Vitari, Mattera per il colpo al naso e Pellegrini che sta soffrendo un po' con una borsite. Non sono assolutamente alibi, ripeto, Ragusa si merita questa vittoria. Noi dobbiamo riprendere a lavorare da martedì e andare avanti nella costruzione di quello che abbiamo fatto finora.